Buongiorno, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Un colpo partito per errore. L'autopsia su Michele Lanfranchi, il 19enne morto a Messina, fornisce le prime conferme che la pistola impugnata dal giovane avrebbe sparato accidentalmente. Aggredirono un disabile e il suo amico che cercò di difenderlo a San Berillo, a Catania. Vittime e aggressori sono tutti stranieri. Scaduto il contratto con i medici di pronto soccorso, l'ASP di Catania corre ai ripari chiedendo ore aggiuntive ai sanitari degli altri reparti. Autobotte e controlli antispreco. Sul tavolo del prefetto di Agrigento le soluzioni per fronteggiare l'emergenza idrica. Ripartono dopo 2 anni di stop i lavori al porto di Tremestieri, alternativa all'approdo dei traghetti a Messina. Non solo Covid, gli infettivologi a convegno a Siracusa discutono di HIV, polmoniti e malattie sessuali. Al via la 12ª edizione di Etna Comics, il festival del fumetto e della cultura pop, tra gli ospiti Zero Calcare e Rocco Siffredi. Calcio, presentato allo Stadio Massimino il nuovo direttore sportivo del Catania Daniele Faggiano. Il lavoro da fare è tanto. Dall'autopsia eseguita sul corpo di Michele Lanfranchi, il 19enne morto sabato sera a Messina, arrivano le prime conferme sull'ipotesi della tragica fatalità. Francesco Triolo. I primi dati arrivati dall'autopsia confermerebbero come la traiettoria compiuta dal proiettile che ha ucciso il 19enne Michele Lanfranchi sabato sera a Messina sarebbe arrivato dal basso verso l'alto. Un fatto questo che confermerebbe la tragica fatalità per la morte del giovane. L'esame sul corpo si è concluso ieri sera dopo le 22 all'ospedale Papardo, quindi l'ipotesi di una disgrazia, così come catalogata sin dall'inizio, la morte del giovane diventa quella più probabile. Le persone che si trovavano con lui infatti avevano dichiarato ai poliziotti che stesse maneggiando incautamente una pistola 7,65 con matricola Brasa comprata qualche giorno prima e si è autoesploso un colpo all'altezza del collo. Ovviamente le indagini ancora proseguono perché non si ha alcuna chiara certezza definitiva, ma a quanto pare sarebbe questa la prima impressione. Nell'inchiesta c'è un indagato, il proprietario dell'abitazione di Via Rizzo dove è accaduto tutto sabato scorso, ed è il 40enne Giovanni Lagana, amico della vittima. Il 40enne è stato iscritto nel registro degli indagati anche come atto dovuto a sua tutela con l'ipotesi di omicidio, ma nei suoi confronti la sostituto Todaro non ha richiesto allo Stato alcuna misura restrittiva. Il magistrato ha richiesto anche un esame balistico e tossicologico per comprendere tempi, modalità e cause del decesso, la traiettoria seguita dal proiettile, la verifica di tracce di materiale biologico e anche segni di colluttazione con terzi. Continuano le indagini sulla morte dell'imprenditore palermitano Angelo Onorato. Oggi è il giorno delle analisi sul telefonino. Maglio Viola. Si arricchisce di mistero invece di districarsi la matassa intorno alla morte dell'imprenditore Angelo Onorato. Oggi è il giorno dei rilievi tecnico-scientifici sul telefonino della vittima, rilievi che verranno eseguiti nel laboratorio centrale della Polizia Scientifica a Roma. Sembra infatti che dal cellulare siano state cancellate alcune cose, alcuni file. La famiglia sta collaborando alle indagini in maniera propositiva e ha fornito agli agenti della squadra mobile i dati per accedere al dispositivo. Intanto sono stati eseguiti anche i rilievi sulle impronte trovate sull'auto e sui vestiti dell'imprenditore. Per averne l'esito bisognerà attendere qualche giorno. Per la famiglia l'omicidio resta la pista principale da battere, ma gli inquirenti non credono al delitto e sono sempre più convinti che l'uomo si sia tolto volontariamente la vita. Secondo la moglie, l'europarlamentare DC Francesca Donato, appare però inspiegabile il cambiamento repentino dell'uomo avvenuto fra la festa al circolo del tennis la sera prima, durante la quale Angelo Onorato si è mostrato allegro e pieno di vita, e quanto accaduto poche ore dopo, la mattina di sabato, quando si sarebbe tolto la vita. È qui che si fa strada l'ipotesi dell'istigazione al suicidio. Dall'analisi del cellulare gli inquirenti attendono nuove risposte alle tante domande, fra cui proprio chi ha cancellato quei file dal telefono, se insomma sia stata la stessa vittima o se ci sia stato un intervento esterno. Intanto la famiglia, per bocca dell'avvocato Vincenzo Lorre, torna a chiedere di limitare i voti pindarici e smentisce che esista una spaccatura, uno scontro fra la famiglia, appunto, e gli inquirenti. Sono stati arrestati gli autori di un'aggressione nel quartiere San Berillo di Catania. In 3 hanno accoltellato un giovane che aveva difeso un ragazzo disabile. Tutti i protagonisti sono stranieri. Simona Mazzone.
Solo per aver difeso un connazionale disabile in difficoltà è stato violentemente aggredito e rapinato. È accaduto nel gennaio dello scorso anno nel quartiere di San Berillo a Catania. Un gruppo di giovani stranieri senza apparente motivo si è avventato per l'ennesima volta con calci e pugni contro un ragazzo in difficoltà, le cui urla hanno allertato un suo connazionale. Ha corso subito per aiutarlo, lo ha trovato in terra, sanguinante. Il giovane ha chiamato l'ambulanza, ma all'improvviso si è trovato gli aggressori davanti che lo hanno circondato, gettandogli spray urticante sugli occhi. Caduto a terra in 3, lo hanno rapinato di circa 300 euro e poi lo hanno accoltellato più e più volte in diverse parti del corpo fino a fargli perdere conoscenza. L'uomo è arrivato in codice rosso in ospedale, successivamente dimesso con una prognosi di 30 giorni, mentre le indagini della polizia hanno condotto ai 3 che sono stati arrestati e portati in carcere. Aveva deciso di festeggiare la fine dell'anno scolastico e l'arrivo delle alte temperature con una gita sul lungomare. È caduto e ha sbattuto violentemente contro gli scogli vicino a Lido Bellatrix, al confine fra Catania e Aci Castello. Non è chiaro se stesse cercando di tuffarsi in mare. Il ragazzo era in compagnia di altri compagni che hanno dato l'allarme. I soccorritori hanno prestato le prime cure ed è stato trasferito all'ospedale Cannizzaro. Nelle prossime edizioni vi aggiorneremo. In provincia di Catania mancano i medici nei pronto soccorso. È scaduto infatti il contratto con le cooperative che forniscono il personale. L'ASP sta cercando di correre ai ripari. Simona Mazzone. La sanità siciliana è messa ancora una volta a dura prova. In provincia di Catania emerge la difficoltà di reperire personale medico perché i contratti con le cooperative che forniscono il pronto soccorso sono scaduti. Fatto questo che ha costretto l'azienda sanitaria provinciale di Catania a sollecitare con una circolare i direttori degli ospedali e TNEI, chiedendo per quei reparti dove già l'organico non è a pieno regime di sospendere l'ordinario per destinarlo al pronto soccorso. Per quanto riguarda la criticità legata al vuoto che si è creato nei pronti soccorsi, noi abbiamo già reclutato 12 medici di pronto soccorso con contratto libero professionale. Abbiamo fatto un incontro con la direttore del Dipartimento regionale e i commissari delle ASP di Catania, incontro nel quale abbiamo ottenuto che ci diano circa 1200 ore mensili di attività dei medici di pronto soccorso delle altre aziende ospedaliere. La legge, fanno sapere dall'ASP, non consente di rinnovare il servizio con la ditta esterna per un anno ancora, per cui quantificando le ore dei medici con quelle aggiuntive si potrà garantire lo straordinario nei reparti. Abbiamo chiesto e certamente otterremo un aumento del budget per le prestazioni aggiuntive, col quale aumento contiamo di ottenere altre 1000 ore mensili circa di attività nei pronti soccorsi da parte dei nostri medici delle branche mediche e chirurgiche che accetteranno di fare le prestazioni aggiuntive al pronto soccorso. L'ASP assicura che non ci sarà alcun disagio per i cittadini. Intanto l'azienda sanitaria ha pubblicato un avviso straordinario che scade il prossimo 16 giugno per reperire medici specializzati e specializzandi di pronto soccorso. Una donna palermitana di 28 anni è stata arrestata a Palermo con l'accusa di gravi maltrattamenti fisici, psicologici e anche lesioni personali ai danni del figlio minore in tenera età. La donna, minacciando gravi conseguenze al bambino, avrebbe provato a condizionarlo, convincendolo a mentire agli insegnanti della scuola sulla natura dei graffi visibili che lei stessa gli avrebbe provocato, dice l'accusa. Nel corso dei penitenamenti, inoltre, gli agenti avrebbero scoperto che l'indagata esponeva il figlio a contesti sociali degradati e criminali. È stata portata al carcere di Pagliarelli. E veniamo adesso all'emergenza idrica ad Agrigento. Fra le soluzioni individuate dal prefetto ci sono le nuove autobotti e controlli antispreco. Sentiamo Davide Sardo. Nuove autobotti e controlli antispreco da parte delle forze dell'ordine. Dopo proteste, incontri e sit-in, l'emergenza è approdata anche sul tavolo della prefettura, in occasione di una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, convocato dal prefetto Filippo Romano, che cerca di trovare soluzioni alla crisi idrica sempre più critica. Alle forze di polizia e ai sindaci è stato raccomandato di vigilare sugli sprechi dei furbetti che continuano a utilizzare l'acqua potabile per irrigare giardini e innaffiare piante. Ad Agrigento si rimodula la turnazione per i residenti nel centro storico. Assieme ad AICA si stanno reperendo tante fonti, tanti pozzi nel territorio della provincia di Agrigento. Nell'immediato sto vedendo se dalle scarse fonti di approvvigionamento si può aprire
o aumentare il flusso attuale in modo tale che si possa arrivare a una turnazione compatibile con la vita normale ma anche con l'attività. Sindaco, arriva l'estate, sinceramente è preoccupato? Sì, sono molto preoccupato per la mia città, prima per i miei concittadini e poi anche per i turisti, ma principalmente per i miei concittadini. Il comune di Agrigento si doterà di autobotti con tubatura di almeno 70 metri per rifornire anche le abitazioni meno accessibili. Anche il carcere Pasquale De Lorenzo sarà rifornito con autobotti, ma l'acqua l'Enel si è detta disponibile a non usare la diga Castello per la produzione di energia elettrica almeno per tutto il periodo dell'emergenza, a tutto vantaggio del comprensorio agricolo tra Bivona, Cianciana e Ribera. Se la convenzione non sarà firmata a breve, interverrà il prefetto con poteri sostitutivi. A Messina riprendono i lavori al porto di Tremestieri nella zona sud, un'opera strategica che consentirà di spostare tutto il traghettamento e liberare la rada San Francesco che si trova invece nel centro della città. Francesco Triolo. Dopo 2 anni di stop le ruspe sono pronte a ripartire, altri 2 anni di lavoro più il collaudo e il porto di Tremestieri dovrebbe essere concluso. Si tratta di un'opera strategica per Messina perché consentirà di liberare la rada San Francesco con il trasferimento qui a sud di tutto il traghettamento verso la Calabria. I lavori sono stati fermi per 2 anni dopo il fallimento della ditta che aveva vinto l'appalto. Adesso la consegna alla Bruno Teodoro di Capodorlando che ha rilevato i lavori e dovrà proseguire l'opera di un appalto passato da 72 a 114 milioni di euro complessivi, determinante l'intervento economico del Ministero dei Trasporti, della Regione Siciliana e dell'Autorità di Sistema Portuale. Un'opera strategica pensata tanti, forse troppi anni fa, per cercare di togliere il problema in maniera definitiva del traffico del gommato nelle arterie principali, un'opera che purtroppo, come tutte le grandi opere, ha subito una serie di ritardi legati anche alla gestione finanziaria delle aziende che si sono susseguite. Oggi è un giorno importante perché riprendiamo finalmente i lavori rispetto a un cronoprogramma che, devo dire, è stato mantenuto con tutte le lungaggini amministrative e burocratiche che spesso non dipendono solo dal Comune. Il Ministero, la Regione, l'Autorità di Sistema e il Comune di Messina siamo riusciti a dirimere una questione importantissima per un'opera strategica assolutamente prioritaria per la città di Messina. Forse non tutti sanno che a Librino, il grande quartiere di Catania, ci sono accanto ai viali anche dei sentieri e delle piste ciclabili. Li scopriamo con Giusy Lazzara. Noi vediamo qui anche una bellissima pista ciclabile. Nelle piste ciclabili non ci sono biciclette, ma ci sono motorini, ci sono auto. Noi siamo città, apparteniamo alla città di Catania, però non c'è un luogo dove ci sono i vigili urbani, neanche nei giorni dove c'è più frequenza, ad esempio nel Wave Park, dove ci sono più ragazzi. Non è mai venuto un vigile urbano a Librino. Nessuna bici a Librino, il mega quartiere di Catania con 70.000 abitanti. A collegare i grandi viali ci sono però 14 chilometri di sentieri, le spine verdi, percorribili in teoria a piedi o in bici, ultimati dopo 40 anni di lavoro, costo 24 milioni di euro. Percorsi che restano nell'abbandono con erbacce e spazzatura e non tutti ancora illuminati. E i ragazzi possono giocare solo quando c'è il sole, poi al buio non possono giocare più. Le spine verdi servivano proprio per far vivere il quartiere ai residenti che potevano muoversi a piedi. Voi però non vi arrendete, proponete dei trekking urbani addirittura. Sì, per far ritornare le persone a camminare e a far capire che comunque il quartiere, anche se è in questo stato, può essere fruito, anzi se partecipano a queste iniziative magari possiamo spingere di più le amministrazioni o chi di competenza a mantenere meglio le strutture che abbiamo. Librino racconta la difficoltà dei quartieri definiti periferie, ma non lontani dalle criticità del centro città. E a Palermo gli studenti hanno adottato la città per imparare a conoscerla e ad amarla. Marco Gullà.
Un progetto che va avanti da anni e che lega sempre di più i giovani studenti alla città di Palermo. Parliamo di Panormus, che prima prendeva il nome di Palermo apre le porte. Gli studenti di 79 istituzioni scolastiche in queste settimane hanno accompagnato i visitatori alla scoperta dei 43 siti della città connessi al culto di Santa Rosalia. Chiese, vicoli, musei, oratori e ancora santuari, quadri, murales ed edicole votive. È un progetto antico che tende a legare la scuola alla città, a rappresentarne i luoghi, a educare i ragazzi e gli scolari al senso civico attraverso la conoscenza e la protezione della città. Quest'anno un dato in più, una dedica a Santa Rosalia e la manifestazione finale dedicata proprio a invocare la protezione e la benedizione della Santa. Oggi la conclusione del progetto nella scalinata monumentale del Teatro Massimo. Panormus ormai è un appuntamento davvero costante e partecipato, che siamo giunti alla 28esima edizione. Quest'anno è la 28esima edizione e Panormus di fatto coinvolge tutta la nostra comunità scolastica, perché i nostri ragazzi adottano questi siti, li fanno propri, li reinterpretano, li animano in un'ottica chiaramente di presa in carico del bene comune, del bene culturale. Quest'anno abbiamo previsto anche l'adozione di quartieri, abbiamo previsto che Panormus prevedesse interventi di riqualificazione e rigenerazione urbana. E i risultati non possono che essere positivi, con i giovani studenti che si legano ai monumenti e ai siti culturali della città, un legame che si spera possa poi alimentarsi negli anni successivi. Infettivologi a convegno a Siracusa per parlare di Covid e molto altro. Francesco Aloi. A Palazzo Vermexio si fa il punto sulle malattie infettive. Qui per 2 giorni c'è il congresso regionale della SIMIT. Si parla di cure ma anche di prevenzione. Soprattutto per le malattie sessualmente trasmissibili noi facciamo la PrEP e con la PrEP controlliamo anche i partner dei malati appunto sieropositivi sulle malattie, sulla sifilide, sulla gonorrea. Naturalmente non poteva mancare una parte dedicata al Covid, un virus che ha tenuto tutti col fiato sospeso e che oggi non fa più paura. L'incontro però diventa un'occasione per tracciare un bilancio. Ora non fa più paura grazie alle vaccinazioni, grazie al fatto che il virus di fatto è anche mutato ed è diventato un po' più buono rispetto a prima. Però purtroppo continua a colpire. Fino a poco fa ho ricevuto delle telefonate di alcune persone, la mamma di 90, il papà di 93 anni, di signora hanno preso in famiglia tutti il Covid. Ma ci sono anche altri virus che nell'ultimo periodo stanno facendo parlare di sé. Dengue e West Nile ne sono un esempio. Preoccuparci no, ma massima attenzione sì. Diciamo che c'è questa sorta di global warming, aumentano le temperature, quindi c'è la possibilità che zanzare capaci di trasmettere questi virus possano diventare sempre più presenti nelle nostre aree geografiche. Attenzione però, perché malattie infettive non significa solo questo. Malattie infettive significa AIDS, HIV e malattie sessualmente trasmissibili, poi tutte quelle che lei ha elencato, Covid, le polmoniti, shock settico. E poi c'è anche l'intelligenza artificiale che potrebbe dare una grande mano d'aiuto agli infettivologi. Ci fermiamo, c'è una pausa, poi torniamo per andare a vedere che cosa sta succedendo ad Etna Comics. Via da oggi Etna Comics, il festival internazionale del fumetto che ogni anno attira sempre più giovani. Allora andiamo subito alle Ciminiere di Catania da Eva Spampinato, che vedo appunto circondata da tanti giovani e con un ospite. Eva.
Sì, Lorena, lo hai detto tu, siamo ad Etna Comics, al centro fieristico Le Ciminiere di Catania, dove oggi è incominciata la 12ª edizione del Festival del fumetto, della cultura pop e del gioco. Ogni anno, come sempre, è un gran colpo d'occhio perché sono tantissimi i giovani che arrivano qui e tantissimi anche i cosplayer, cioè i ragazzi vestiti come i protagonisti dei cartoni animati e dei fumetti. A proposito di fumetti, io sono con Enrico Scarpello, che è il responsabile dell'area Comics. Il manifesto di quest'anno di Etna Comics è dedicato a Luigi Pirandello, ritratto dalla matita di Zero Calcare. Ci racconti perché questa decisione, che avvia anche un nuovo corso di Etna Comics, o quantomeno dei manifesti? Sì, assolutamente, questa 12ª edizione per noi segna un cambio di passo simbolico anche da un punto di vista della comunicazione, di quella che sarà per gli anni a venire l'immagine che daremo dalla fiera. Se fino a questo momento sono stati i miti catanesi ad essere i grandi protagonisti dei nostri manifesti, quest'anno segna un cambio di passo. Abbiamo chiesto a Zero Calcare di immortalare una delle più importanti figure della nostra cultura, della nostra terra, non solo catanese, quindi un omaggio a tutta la Sicilia, un grande autore come Luigi Pirandello. E Zero Calcare ha avuto la grande intuizione di mettere insieme quella che è la poetica pirandelliana della maschera e il tema del cosplayer, quindi della maschera, che per noi rappresenta uno degli elementi più divertenti, più folcloristici, più colorati della manifestazione. In qualche modo si abbina, si associa anche all'elemento social, no? Perché tutti quanti ormai sui social indossano una sorta di maschera, cioè si ritraggono in maniera magari diversa anche dalla realtà. Sì, assolutamente, e infatti proprio sulla questione social quest'anno noi abbiamo scelto di avere una linea quanto più possibile transmediale, che facesse incontrare più media, quindi il fumetto con il cinema, con le serie TV. Abbiamo gli autori americani di The Boys, di Sandman, quindi qualcosa che potesse far comunicare e mettere insieme tutte le espressioni e i mezzi di comunicazione che ormai sono monopolizzati dal mondo del fumetto. Tutto parte dal fumetto e torna al fumetto in qualche modo. Hai citato gli ospiti americani, saranno tantissimi gli ospiti di questa edizione. Abbiamo visto arrivare Rocco Siffredi. Zero Calcare già è qui? Sì, è già qui, anzi avremo la cerimonia di apertura proprio tra pochissimo alle ore 15, quindi vi aspettiamo, e Zero appunto ci parlerà di come è nato questo manifesto, cosa lo ha spinto a ragionare, a fare un pensiero sul rapporto tra la poetica pirandelliana appunto e le maschere dei cosplayer. Appuntamento fino al 9 giugno, fino a domenica sera, quindi tantissimi ospiti, tantissime sorprese e anche divertimento. Abbiamo visto sfilare i ragazzi con tutti i tipi di colori e di parrucche. Assolutamente, per tutte le età abbiamo intrattenimento, quindi vi aspettiamo, fino a domenica ci trovate qui. Grazie. Grazie a voi. Lorena, a te la linea. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale. Condono edilizio, cosa può sanare e quanto costa? Oggi a Sicilia 24 Focus, dopo il TG l'analisi completa del decreto Salva Casa, ospite di Roberta Lunghi, l'ingegnere Biagio Bisignani, direttore dell'ufficio urbanistica del Comune di Catania, che risponderà alle vostre domande. Potete inviarle alla linea WhatsApp 342 745 5005. Appuntamento dopo il TG alle 14:30 su Telecolor e in streaming sulla siciliaweb.it. Ci fermiamo, torniamo dopo la pausa per parlare e presentarvi il nuovo DS del Catania Faggiano. E andiamo a conoscere il nuovo direttore sportivo del Catania Faggiano con Marco Carli. Gli obiettivi sono positivi, devono essere. La voglia tanta, la voglia di lavorare, di poter confrontarmi con una piazza importante del panorama nazionale calcistico, e la voglia anche di lavorare con una società importante come la società di Pelligra, rappresentata da Bresciano, da Grella, che mi hanno chiamato a lavorare per loro, però la cosa principale è l'entusiasmo della città.
Le prime parole di Daniele Faggiano ai nostri microfoni e in conferenza stampa come direttore sportivo rossazzurro. Per lui un contratto fino al 2026 con opzione per l'anno successivo e, come abbiamo sentito, tanta voglia di rimettersi in gioco. Confermato il ritiro di Assisi, per metà luglio il Catania vorrebbe avere pronta, a sue parole, il 60-70% della rosa. Confermata anche la sede degli allenamenti stagionali fra Massimino e Cibalino. Sulla rosa attuale del Catania si lavorerà col nuovo allenatore. Non è un lavoro semplice, più che altro pure che abbiamo a che fare con degli uomini, che siamo tutti così, ed è un lavoro, però quello che faremo lo faremo per il bene del Catania. E a proposito del nuovo allenatore, la comunicazione attesa a breve, Toscano è sempre in pole. Ci sono anche degli altri, però Toscano è una persona che io stimo come uomo e come allenatore, per cui vedremo il da farsi. È normale che dobbiamo guardare, voi guardate solo un aspetto, noi ne guardiamo diversi. Adesso il nostro focus è dedicato ai chiarimenti sul condono edilizio. A tutti una buona giornata.